Buonasera, bentrovati a Corner. È venerdì. Siamo all'indomani però di un turno infrasettimanale con il Catania che ha giocato in posticipo proprio ieri, giovedì, sul campo della Turris, è finita 1-1. Parleremo di questa partita, ma parleremo soprattutto del derby di domenica sera del Massimino tra il Catania ed il Messina. Ma intanto andiamo con ordine. Saluto subito alla mia destra Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera. Mi sorprendeva il fatto che non fossi ancora intervenuto mentre facevo l'introduzione. Perché stavo pensando di fare una monelleria. No, ci stavo pensando. Intanto con Alessandro ci siamo. Un attimo, fammelo presentare Alessandro. Grazie ad Alessandro Vagliasindi che intanto è qui insieme a noi. Corner di venerdì è uno scherzetto. Vabbè, esatto. È un doccetto. Abbiamo fatto outfit insieme perché l'unione fa la forza. Perché abbiamo un pezzo da 90 che stai per presentare. Lo salutiamo subito, allora il pezzo da 90. Capito. Buonasera al collega Sergio Colosi. No, posso farle una cosa? Che devi... Non ti può... No. Io a Sergio devo dare un bacio. Stiamo perché? Ma metti in difficoltà adesso la regia. Perché non abbiamo finito ancora. L'avresti dovuto fare dopo. Giulia, buonasera. Ci sono anch'io. Buonasera amici e amiche che ci seguite da casa. Vi ricordo che per interagire con noi in studio potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp. Il numero ve lo ricordo è 342 771 2855. Grazie Giulia, vado anche alla saletta VIP. Patanè. Questa storia però che... No, si deve fare. Buonasera ai cugini. Ciao ragazzi. Buonasera. Tra poco. Sì. Ora Angelo si alza. Adesso Angelo Patanè viene da voi e vi saluta abbiamo la porta chiusa così Angelo, anticipo quest'oggi pagelle speciali. D'accordo. Bene, allora adesso cosa devi dire? Allora, il bacio che do a Sergio racconta 35-37 anni di storia calcistica vissuta insieme sull'altra sponda della Sicilia. Sergio è stata la voce del Messina, ma con lui io voglio ricordare Mino Licordari, voglio ricordare Maurizio Licordari, che è un bravissimo collega, e Fabio Mazzeo. Una squadra di colleghi giornalisti con i quali ci siamo sempre trovati bene. E Gagliano è rimasto tale e quale, Sergio è rimasto tale e quale, l'unico che sono cambiato sono io perché ho perso i capelli, però al di là del piacere poi a volte di prenderci così in giro durante tanti derby che abbiamo raccontato insieme, c'è anche la circostanza che poi però abbiamo avuto sempre grande rispetto e il piacere di vederlo e di invitarlo domenica allo stadio. Lo voglio fare qui in diretta, però so che Sergio preferisce guardare la diretta TV che facciamo noi e quindi ricordiamo che domenica pomeriggio dalle 18:30 per 4 ore una lunghissima produzione che impegna tutta la struttura tecnica con i giornalisti chiaramente sul campo, con i cameraman che ci racconteranno anche dei particolari inediti rispetto alla partita su Telecolor per il derby Catania-Messina dal Massimino in chiaro. Però Angelo, questo fatto è in chiaro. Cioè in chiaro significa che accendo la TV. Tu accendi la TV e sull'11 su Telecolor. Non vedi me, vedi la partita. Non vedi te, stavolta non vedono te, vedono la partita. Togli l'audio, togli la partita. Togli l'audio e vedi la partita. No, questo non è, ragazzi. Allora, saluto anche da parte mia, è ovvio e scontato, ho seguito le vicende del Messina, le seguo tuttora per Telecolor, ho avuto anche il piacere di seguire il Trapani, il Marsala, il Siracusa, ne sono passati tanti di anni, sempre con voi al fianco, è un onore oggi essere qui questo con davvero voi, un piacere. È un piacere di averti di nuovo insieme a noi in questo studio, è la prima volta per Sergio. Tra l'altro colleghi giornalisti molto stimati a Catania, lo era anche Mino, Maurizio, Fabio, però Sergio rimane un'icona. Ma è sempre obiettivo, dell'equilibrio, stato esatto, un'icona dell'equilibrio. Obiettivo. Grazie di tutto. Nonostante sia Messina. Allora, cerchiamo adesso di mettere un po' di ordine. Ripartiamo come sempre da quella che tradizionalmente è il momento che apre la nostra trasmissione, cioè la copertina, oggi montata da Massimo Cerao. In questo momento ci sono Giannone e Castellini che stanno decidendo su quale campo incominceranno la sfida. Il fischio d'avvio della gara. Trovano il pallone in mezzo, la deviazione arriva, ma è una deviazione che manda il pallone nettamente fuori.
calcio di punizione per la Turris dalla tre quarti di campo, affidato ovviamente a Giannone, salta di testa Ekuban, la parata molto buona di Adamonis, il colpo di testa dell'attaccante Guglielmotti. Adesso il suo cross, il pallone che arriva da Inglese, del gol per il Catania, il gran gol di Inglese per il Catania ancora. La rete dell'attaccante della squadra rossaazzurra sul cross. C'è da raccontare l'espulsione di Guglielmotti che ha ricevuto 2 cartellini gialli nel giro di 1 minuto. Il gol da parte della Turris, un'incursione sulla destra, il pallone che viene servito in mezzo e il gol di Ekuban per la squadra di casa. Nocerino manda il pallone in mezzo, la palla resta lì ma viene recuperata da Adamonis, ancora una volta, ancora il portiere del Catania. Arriva il fischio finale da parte dell'arbitro De Angeli. Il racconto della partita con il commento di Marco Carli, che sentirete comunque subito dopo corner anche stasera assieme a Carlo Breve per la differita integrale che vi proponiamo come sempre a lunedì sera al termine del nostro programma. Ricominciamo, adesso andiamo con ordine, fra poco andiamo dalla nostra Giulia per avere i primi feedback con gli amici telespettatori. Alessandro Vagliasini, allora noi ne abbiamo già parlato, abbiamo anticipato un po' di temi di questa serata con anteprima corner. È un Catania che vive una fase di stanca. 2 punti nelle ultime 3 partite significa che questa squadra ha rallentato, ma ha rallentato in maniera forte, seria, preoccupante forse, perché meno male che ieri il Benevento alla fine è stato fermato dal Crotone sul pareggio, perché i punti potevano essere anche di più di distacco dalla vetta. Vediamo anche la classifica, sì, così magari abbiamo la possibilità di poter vedere e toccare quello che sta succedendo nel campionato dopo 12 giornate. Ma in questo momento guardare la vetta ha poco senso, Angelo, perché se dobbiamo esaminare queste ultime 3 partite, il Catania non ha le sembianze della squadra che può vincere il campionato, diciamocelo in maniera schietta e senza filtri. E la costante è che sono state 3 brutte partite, perché sì, è vero, a Foggia l'hai ripresa, ma primo tempo bruttissimo, Latina partita la più brutta della stagione. Quella di ieri è in linea con queste ultime prestazioni, perché ci si aspettava molto di più. Primo tempo il Catania, ad eccezione fatta per il gol annullato ad Anastasio, mai ha impensierito Marcone, ha accettato i ritmi della Turris. Secondo tempo sì, ha trovato l'episodio, la bella giocata Guglielmotti Inglese, poi dopo l'espulsione io mi aspetto di più, sì, è un fatto chiaramente penalizzante giocare 10 contro 11, ma sei sempre il Catania. Troppa e sofferenza. soprattutto l'atteggiamento, Angelo. Cioè il Catania a quel punto si è barricato sostanzialmente nella propria metà campo a difesa del pareggio e non è l'atteggiamento che mi sarei aspettato. E ci è arrivato a stento. Ci è arrivato a stento. Quindi la riflessione è cosa è accaduto da Catania Altamura in poi. Ricordiamoci, il Catania reduce da 3 vittorie consecutive. Le ultime di quella serie furono a Caserta in casa con l'Altamura, era a 2 punti dalla Benevento, e poi bisogna interrogarsi sul perché c'è stata questa flessione
così marcata. Cerchiamo di dare una spiegazione. Tra l'altro è un momento in cui 3 partite davvero abbordabili per il Catania, perché bisognava giocare... Permettimi di farti un'osservazione, non è che perché erano troppo abbordabili o comunque apparentemente sulla carta abbordabile questa squadra in qualche modo... Sarebbe ancora più grave. No, faccio un'osservazione. Il principio è diverso e si collega pari pari al ragionamento che ha fatto Alessandro. Dobbiamo decidere se questa squadra ha in mente l'obiettivo pieno, che è quello di vincere il campionato, quindi andare lì in vetta e non andarsi a giocare una lotteria dei playoff dove o secondo o terzo. Sergio conosce benissimo queste vicende per avere vissuto tante ere calcistiche, poi i playoff sono davvero un terno all'otto e quindi o quinto o sesto cambia poco. Allora, se l'obiettivo è vincere il campionato, è vero che i campionati si vincono nel girone di ritorno, ma è anche vero che non puoi segnare il passo al cospetto di 3 avversari abbordabili, perché la partita di Foggia, la partita di Latina, la partita di ieri sono 3 partite che vanno dove una squadra che vuole vincere il campionato va a nozze. Vero, Foggia condizionata dalle luttuose vicende, ma si è giocata la partita. Latina condizionata dalla circostanza del cambio di allenatore. Ieri una situazione societaria totalmente scollata rispetto alla tifoseria, l'assenza quindi della massa di persone che venivano allo stadio. Se una squadra che vuole vincere il campionato non approfitta di queste circostanze, al netto delle assenze, delle defezioni, evidentemente ancora non ha la mentalità di andare a vincere questo campionato. 3 partite brutte, quella di Foggia ripresa, quella di Latina in termini assoluti brutta e tutti ci aspettavamo una reazione diversa. Per questo non sono d'accordo con Toscano, ma ieri durante l'intervista ho avuto modo di dire la mia impressione, dove ha visto con la squadra, ha visto un primo tempo tutto sommato giocato alla pari. Il Catania non deve giocare alla pari con la Turris se vuole vincere questo campionato. Il Catania, reduce da una sberla sonante in casa, doveva andare a fare la partita, non l'ha fatto. Volevo sentire un'opinione di Sergio Colosi, che conosce bene questo campionato. Chiaramente guardo la seconda metà della classifica, però io però voglio dire, hai dei parametri, conosci bene quella che è la situazione. Se noi guardiamo la classifica con il Benevento che sta lì in cima e in vetta, poi c'è il Monopoli, c'è l'Avellino che sta facendo un rullo compressore, 5 vittorie di fila. Allora che cosa? Per me, guarda, le squadre più forti in assoluto sono 3. Il Catania, l'Avellino e il Benevento. Il Benevento dei giovani non te l'aspetti, però sono giovani davvero forti, hanno fatto gruppo, hanno entusiasmo e stanno andando davvero bene. Il Catania è una grande squadra, sta mancando un po' in attacco in alcune componenti, giocatori che però sono arrivati qua dal buon curriculum, non che sono delle scommesse, perché Montalto, D'Andrea, questi sono giocatori che hanno sempre fatto bene in Serie C, però in questo momento mi pare di capire che Inglese si fa carico del reparto offensivo, soltanto lui, per cui dico ci sono una serie di problematiche, ma il Catania è una squadra di un certo tipo, impostata come tutti sappiamo in estate con grossi investimenti. E poi c'è l'Avellino. L'Avellino è una squadra davvero forte, a me è impressionato da morire, strutturata in tutti i reparti, con una panchina fortissima e con l'allenatore che non ti aspetti, Biancolino, perché per me l'allenatore più preparato di questo campionato è Domenico Toscano, ma non lo dico perché sono qui che parlo con voi, perché quando si è trattato di criticare lo facciamo, direttore sportivo, chi meglio di Faggiano, il suo curriculum. Però poi Biancolino ti fa 6 vittorie di seguito, perché si crea il gruppo, si crea un'amalgama, un'intesa e tutto il resto nello spogliatoio. Il Catania mi dà la sensazione della squadra in questo momento che va a sprazzi, non in linea con quelli che sono stati gli investimenti e l'organico che è stato costruito. Allora Sergio, tenuto conto che però ci si è portati dietro una situazione drammatica, perché si sono dovute mettere le pezze a 2 campagne acquisti sbagliate, quella della scorsa estate e quella di gennaio, per cui è stato fatto un grande lavoro in estate, però poi con quei calciatori dice devo vincerlo il campionato, devo stare lì sopra, lo so. Certo. Allora io volevo dare soltanto un messaggio, uno solo per adesso, facciamo la pubblicità, dopo riapriamo con Giulia. Buonasera a tutti, per il Catania questa partita è stata condizionata dall'espulsione. Inoltre aggiungo che al Catania mancano molti giocatori titolari per infortuni, quindi per ora stiamo facendo la nostra.
Grazie Giulia, ci fermiamo, Grazie a voi. torniamo e riprendiamo proprio dai messaggi che arrivano da casa. Torniamo insieme e ripartiamo come promesso proprio dai vostri messaggi da casa. Giulia. Carmelo 59 da Nicolosi scrive: buonasera, il Catania è un'ottima squadra, ma secondo me non è cosciente della propria forza. Mentalmente la paura di non esprimere quello che ci si aspetta la fa giocare con il freno a mano. Buonasera, un'altra partita col retrogusto dei campionati recenti. Il presentimento è sempre quello. Anima rossazzurra 63. Poi c'è una domanda per voi. Secondo voi la panchina di Toscano, se dovessimo perdere col Messina, potrebbe traballare? Assolutamente no. Categoricamente Assolutamente no. Non c'è questo rischio e sarebbe davvero una follia solo pensare a una cosa del genere. Posso aggiungere, forse abbiamo dimenticato cosa è successo a un certo punto nella campagna acquisti della scorsa estate. È bene ricordarlo, perché questa era una squadra con una costruzione, soprattutto per il reparto d'attacco, completamente diversa. Quindi ricordiamoci, prima di dare giudizi trancianti, la genesi di questa squadra, le problematiche e anche il fatto che Toscano ha accettato in un momento di estrema difficoltà di mantenere la guida del Catania. Adesso voglio farvi vedere una chicca che un nostro telespettatore ci ha girato. Eccola qui, la regia adesso ce la manda, vedete? Il dilemma Montella discusso a corner. Pensate, siamo nel maggio del 2012 e questa è una parte Ti della ricordi, Angelo? tribunetta. Presentava Patanè. Sì, eravamo là e quella è la tribunetta di corner. 2012 sembra passata Per avere la parola ad alzata di mano, Forse, non c'era verso. c'è Michele che è sempre uguale, poi lì c'è Maurizio Pellegrino, Saro Foti, Giorgio Terranova, Terranova e Nino Leonardi. Insomma, un ricordo Grazie, di perché quella trasmissione. Grazie davvero a questo nostro amico Giulio. parlavamo Angelo di Montella, parlavamo Parliamo anche di chi? Parlavamo di tanti grandi allenatori. Che meraviglia. Uno di questi era Simeone, ragazzi, Sinisa. ne abbiamo parlato, ne abbiamo raccontate Torniamo storie. da Giulia. Buonasera, una domanda a Vaglia Cindy. Il fallo di Guglielmotti poi espulso. Possiamo avere chiarezza? È fallo da ammonizione e quindi da espulsione. C'è poco da discutere, comunque lo esamineremo Fra un in po' Moviola. ci arriviamo. È stato sicuramente ingenuo Guglielmotti a fare quel tipo di intervento a distanza di un minuto dall'ammonizione, non ha saputo gestire il momento, su questo non ci sono dubbi. Allora, se siete d'accordo, ci fermiamo con i messaggi un attimo, cominciamo con la Moviola perché altrimenti il nostro Vagliasini ieri ha selezionato più di 14 o 15 episodi della Moviola. Chiaramente non abbiamo Su una partita che è finita 1-1 e poi sono prolisso io. Però lui parla con le immagini. Poi sono prolisso io. Ma Allora, cos'era la finale di Champions League? Alessandro, cominciamo con la Moviola e facciamo il primo episodio. Il primo episodio è il gol annullato da Anastasio. Ecco, vediamo un po'. Nel primo tempo c'è questa azione che si sviluppa sulla destra, poi è Luperini che cerca Anastasio. Mi sembra che non ci siano dubbi. Ora isoliamo il momento in cui Eccolo qua. parte il cross di Luperini e la sensazione è che sia oltre. La chiamata è giusta del guardaline. Chiamata giusta, fuori gioco. Sì. Allora, vediamo un attimo perché c'è un momento in cui siamo tornati in studio. Vabbè, però l'abbiamo già visto. L'abbiamo isolato. Andiamo al secondo. Allora, andiamo al secondo episodio. Che è un fuorigioco fischiato a Luperini su questo lancio di Quaini. Qui, insomma, qualche dubbio mi è rimasto in presa diretta, però il fotogramma anche in questo caso sembra dar ragione all'assistente. È vero. 2 chiamate giuste all'assistente. Sì. In ogni caso questa è più indolore perché poi l'azione non svanisce. si conclude. Sì, diciamo che meno eclatante di quella di Anastasio, Corretta la però, chiamata del secondo però assistente, ci sta. tutte e due giuste. Okay. Allora, Andiamo adesso, al terzo. questo è un episodio secondo me da attenzionare, Sì. non quello che stiamo vedendo, ma da attenzione perché l'ammonizione Munizione a a Quaini, Quaini. secondo me Questa l'arbitro è una qui topica. un po' ha esagerato Questa è una topica, perché sì. non mi è sembrato un fallo Sì, così andiamola a cattivo. vedere. È vero, è stata una ripartenza, però forse No, insomma non mi sembra- ma andiamo a campo largo, vediamo se possiamo darla su tutto Mi schermo. sembra assolutamente È una eccessivo. spallata, è una spallata. Stava ripartendo però lì. Sì, ma c'è l'altro giocatore del Catania, voglio dire, ci vuole anche buon senso. Dico, D'accordo. l'arbitro in questi casi ti dice alla prossima sei ammonito, ma non mi sembra un episodio
così eclatante. Anche perché Sergio, che ne pensi? Ci può stare però la Ma non mi punizione. sembra eclatante, poi ovviamente c'è il tuffo del giocatore, a Torre del Greco, la situazione, ci sono sempre quei fattori esterni che incidono, ma non mi sembra un fallo dell'altro Però mondo, c'è anche anche perché l'ingenuità. c'era l'altro giocatore del Catania. Esatto. Però come hai detto prima tu per Guglielmotti, hai ragione, l'ingenuità in quelle situazioni Ti devi devi gestire, evitare, ti devi devi evitare. gestire, certo. Sai di essere diffidato, sai che salterà la prossima partita, sai che c'è un compagno di squadra là davanti. Come Guglielmotti è stato ammonito un minuto prima, ambiente surriscaldato, esatto. Questo è. Evita, stanno perdendo in casa. Anche se è un giocatore esperto, A dico. Torre del Greco si cerca sempre l'episodio, Te lo puoi poi per aspettare da un mettere una giovane. bagarre. Ne sappiamo qualcosa. Te lo puoi aspettare da un giovane, non da un giocatore esperto. Appunto. Andiamo a vedere la parata di Adamonis. Sì, vediamo. Una delle parate di Quella su Adamonis. Ekuban. Qui sicuramente pregevole il gesto di Adamonis, però c'è da chiedersi la difesa qui come ha concesso questo colpo di testa ad Ekuban, tra l'altro su una traiettoria assolutamente leggibile da molto lontano. Dalla tre quarti. Vuol dire che la difesa qui non si è posizionata in modo corretto. Allora poi quando parliamo del gol facciamo un ragionamento. Proprio un ragionamento generale. Adesso ci arriviamo. Però ti ricordi l'ultima puntata di Corner, Angelo, quando abbiamo parlato, Sì. ci siamo così un po' confrontati con Adamonis. Alessandro, tra Adamonis e Beters. L'idea è che ce l'avevamo fatti, era che possibilmente Beters potesse essere il titolare di questa Nulla di formazione. tutto questo. Nulla di tutto ciò, perché invece ritorna Adamonis che avevamo avuto tutti la sensazione che dovesse essere comunque in una parità di ruolo e anche di bravura, ma il portiere titolare di questa squadra difatti è ritornato, quindi di tutta evidenza che il titolare è ritenuto Adamonis. ed è di tutta evidenza che qualcosa è accaduto Un nella cortocircuito settimana tra esatto. Foggia e Latina. Non ci sono dubbi, e che nulla a che vedere probabilmente neppure con la prestazione di Foggia, perché poi la prestazione... Anche perché Beters con Latina ha parato bene, Esatto. non avrebbe meritato la panchina ieri. Bacchettata per Adamonis, evidentemente la società in silenzio ha gestito la situazione. Sì. Bene, adesso ancora un episodio, Sì, prima il di, gol prima del di fermarci Catania. ancora perché dobbiamo Sì. rispettare i tempi. Vediamo un attimo questo episodio del gol. Sì, qui è Guglielmotti che disegna questa traiettoria pregevole, ma più bello ancora è questo tiro così facile apparentemente, ma qui è insomma un trattato di tecnica. Inglese lo rende facile. Esatto, è un Perché trattato di inglese, tecnica. inglese Esatto, lo rende trattato di facile. tecnica. Hai tre praticamente difendenti. Ma guardate perché hai anche il Pau, movimento. il portiere e il difensore. Se possiamo E poi tornare sei all'immagine a campo largo, Ecco, la stiamo vedendo a campo potete largo. apprezzare il movimento di Inglese Si che è allarga. finta di accentrarsi e poi si allarga a sgomma. sinistra e apre il compasso. E va a mettere il pallone praticamente sotto, perché là Sì. è facile mettere il pallone praticamente fuori, all'esterno della ma rete. anche fuori dal campo. O fuori dal campo. Fuori dal campo addirittura. Purtroppo, considerazione a margine, l'unica certezza offensiva del Catania è Inglese. Questo credo sia l'aspetto più eclatante, perché il Catania continua a fare un golletto a partita, a volte non lo fa, e questo secondo me è il gap che È in la questo differenza momento tra le segna prime tra della Benevento, classe. Avellino, lo stesso Trapani e il Catania. Sì, perché là si segna con una certa continuità e un certo numero di gol. A raffica direbbe qualcuno. Esattamente. Allora, Ti troverebbe qualcuno. torniamo di nuovo da Giulia ai messaggi, non facciamo allusioni, non facciamo allusioni. Buonasera, non vorrei essere pessimista, ma ultimamente mi sembra di rivedere lo stesso campionato dell'anno scorso. No. Ma De Rose, quando rientra? No, non è lo stesso campionato dell'anno scorso. Ovvio, quando siamo in fase depressiva ci può sembrare che tutto vada a rotoli, non può essere. Ricordiamoci com'era il campionato dell'anno scorso. Era un po' come il campionato del Messina quest'anno. Non c'era una formazione sicura, 11 formazioni cambiate, come accaduto a Messina, giocatori fuori ruolo, giocatori collocati, sistemazione di moduli di impostazione di gioco diverse. Qui c'è un impianto significativo, parte dal direttore sportivo, parte dal direttore generale, un allenatore che conosce il materiale che ha a disposizione
è anche vero che ci mancano i 15 gol di contorno, i 20 gol di contorno, che sono la differenza. Di un attaccante o di due attaccanti. Ci sono, che ne so, 12 a Angelo, testa, già un numero importante. Anche no? i centrocampisti, i trequartisti che sono arrivati non stanno portando quel patrimonio realizzativo che si aspetta una squadra, che poi non sono soltanto gli attaccanti a segnare, ma ci Angelo, aspettiamo. ricordiamo nuovamente che il budget iniziale era un altro, poi è dimagrito in corso di mercato, che c'è stato il problema della fideiussione, ci sono state tutta una serie di contingenze che hanno modificato quella che era la struttura immaginata un mese prima che iniziasse il mercato. Però Okay. facciamo i conti con quello che abbiamo. Sì, però è giusto sempre ricordarlo, perché c'è stato un cortocircuito che pesa e lo leggiamo con ancora più cognizione adesso. E allora, Giulia, un altro messaggio senza domande. Ok, il per telespettatore però si chiedeva anche quando rientrava De Rose se avevamo notizie. A Crotone potevamo- sarà convocato. Ok. Bene, allora ci fermiamo. ci fermiamo. Fra poco torniamo di nuovo, riprenderemo dopo il gol di inglese la questione di ieri, l'espulsione di Guglielmotti. Scusa, di pubblicità. Rieccoci di nuovo insieme, ripartiamo dalla Moviola. Intanto incidentale per riportare l'argomento sulla nostra diretta Catania-Messina, Sì? un arbitro di Palermo. Ma ci sono tanti designato. messaggi, stanno girando magari immagini, messaggi da casa. Un arbitro di Palermo per il Mucera. Mucera. Buona esperienza in Serie C, ha diretto una quarantina di partite, non ha mai diretto né il Catania né il Messina, insomma, vita, ora non so, fa il manager, ma diplomato geometra, dicono di lui che in una partita fischiò con un minuto d'anticipo rispetto al tempo regolamentare, anzi a quello che era stato assegnato come recupero, si accorse dell'errore e fece recuperare, quindi comunque un arbitro che sa mettersi in discussione e anche un arbitro di buona personalità. Ovviamente in un derby siciliano, che è quello tra Catania e Messina, probabilmente arriva un arbitro di Palermo e... Ma se la memoria non mi inganna, in Catania e Messina l'anno scorso era arbitrato Rutella di Enna. Ma Sì, comunque la Rutella di Enna è stato non mi vorrei sbagliare. Serve a poco, ma qui è una partita tra Catania e Messina che non la deve decidere l'arbitro, la devono decidere 11 contro 11. 11 contro 11 le squadre, e ne parliamo tra un po'. Allora adesso torniamo agli altri episodi di della partita. Andiamo sull'episodio chiave. I due episodi, perché ne vediamo, lo vediamo in due momenti. La somma dei due episodi. Esattamente, eccolo qui. Questo è il primo giallo e ci sta tutto, perché l'intervento è fuori tempo, insomma alle spalle, assolutamente da cartellino. Certo, il gioco della Turris sembra folgorato, che abbia avuto un fulmine addosso, però da regolamento ci sta. Guglielmotti infatti neanche protesta più di tanto. Ah no, vabbè, lo ammonisce dopo. Pensava di farla franca in realtà. Perché si scusa, Guglielmotti va subito. Dice vabbè, così me la cavo, invece. Diciamo che non è successo niente, il fallo è più plateale che ad effetto... Vedi, Guglielmotti va a scusarsi, però l'arbitro poi tira fuori il cartellino. Invece, adesso andiamo all'altro l'episodio che diventa determinante. Però su questo poi ti voglio fare vedere che l'arbitro ci pensa parecchio. Ma non solo. Allora, qui stiamo vedendo, guarda, l'arbitro dice no, aspetta, ha detto no, guarda, poi c'è un arriva tutta la panchina e ci ripensa. Ma ci ripensa perché viene accerchiato. Questa è l'unica cosa che chiaramente fa riflettere. Guarda, questo è il momento, noi possiamo lo hai valutato come semplice fallo e non lo ammonisci, ma non ci puoi pensare 5 secondi aspettando che ti vanno... però c'è un momento in cui l'arbitro dice niente, guarda, si vede non in questa immagine, ma eccolo qui, guarda, e dice no, non c'è niente. Non c'è niente. E poi là cambia idea. Ecco, e allora forse cosa qui... bis? E allora non lo so. Chi gli ha fatto cambiare idea? E questo non te lo so dire, però noi abbiamo preso questo momento. Sì, l'ho notato anch'io ieri. Perché lui dice no, allora, e poi dopo? Rivedendo l'immagine è da ammonizione e quindi da espulsione. Però è chiaro che se l'arbitro l'aveva valutato... Guglielmotti non guarda l'avversario, sta guardando il pallone, Alessandro. Però è un fallo... Quello senz'altro, però... eclatante, cioè nel senso come gestualità... sicuramente
paradossalmente rende è la meno situazione. l'ammonizione del primo fallo, perché il primo fallo ti accorgi che non c'è un contatto violento lì in mezzo al campo, speso male, quel cartellino giallo, questo è più eclatante. Però c'è un telespettatore che dice poteva intervenire Toscano e tirare subito via Guglielmotti Dopo un minuto. Ma cosa fai? Non ce la fa. Allora Esatto, dovrebbe sostituire tutti i giocatori sempre quello che ha fatto l'assist del chiaro, gol ha fatto alcuni un minuti assist. prima. Esattamente. dicono, Allora, ogni se poi viene ammonizione c'è un sostituito, si verrà a cambio, dire, no. ma ha sostituito quello che ha Ma fatto qui l'assist per inglese. ti fidi della gestione da parte del giocatore, è Però, ovvio che... però l'espulsione di Guglielmotti non può essere il toccasana relativamente giustificazione. alla giustificazione, quello che un po' mette a pari le coscienze dei giocatori in campo, così come era stato la settimana precedente con la partita con la Turris, cioè non può essere l'errore o la valutazione o l'espulsione di un giocatore ad essere poi quello che fa pendere il piatto da Angelo, io ti bilancia. dico di più, non è immaginabile che il Catania, sia pure in 10, soffra così tanto come l'ho ha fatto detto, ieri. l'ho L'abbiamo detto detto in apertura. È impossibile. La partita di ieri, al numero di occasioni sviluppate, la vince la Turris. Ha un tabellino a livello di occasioni, la vince la Turris e non il C'è il Catania. salvataggio sulla linea di Montalto, quello vale quello è gol. quello vale un gol. E allora, Adamonis Ci su arriviamo, Nocerini. stiamo Sì. svelando Dai, praticamente dai. tutto. Allora Ragazzi, un attimino, adesso vediamo il pareggio intanto Dai. della Turris, dove ci sono una serie di errori Mamma della mia, difesa. mamma mia. Là ci sono tanti errori. Vediamo il pareggio della Turris, perché Allora, Onofrietti, guardate, con un solo tocco si beve mezza mezza difesa. difesa del Catania, poi Gherardi non è assolutamente reattivo su Ekuban, ma qui ci sono almeno due errori, uno di Castellini in chiusura lì e poi anche in uscita di e stoppa, poi credo, e poi Gherardi che si fa anticipare così da Ekuban, insomma, Non c'è tra l'altro cattiveria. una situazione leggibile, Esatto. cioè non poteva fare che quel cross Onofrietti, quindi Gherardi aveva tutto il prendere tempo posizione, per no? prendere posizione e chiudere la voglio guardare marcatura. poi le tue pagelle, non lo commento perché Adesso ci arriviamo. Allora, adesso ci sono gli ultimi 3 episodi. Partiamo dalla parata di Adamonis su Nocerino, che Altro è intervento determinante. È per niente semplice. E poi c'è il vista la- salvataggio, eccolo qui, Sì. guarda, no, noi l'abbiamo poi Ha calciato anche bene Nocerino, ma la mano alza il braccio e va a bloccare il pallone. molto sì. reattivo, e poi si scontra con un compagno e resta Che è anche Gega, se non contuso, sbaglio, sì, E si fa male. sì, però pregevole, quindi era gol? Era gol, sì. Sì, Qui è stato assolutamente. bravo, davvero. Vediamo il salvataggio di Montalto. Anche questo è un salvataggio importante. questo era gol pure. E quindi è un gol che ha fatto ieri Montalto, anche se non Montalto, nella porta sì. avversaria. Eccolo qui. Esatto. Questo è un altro gol, 89esimo. A ribadire quello che diceva poc'anzi Angelo, cioè che nella somma delle occasioni da gol la Turris avrebbe meritato la vittoria. Assolutamente sì. Il Sergio. rammarico però è, guardando le occasioni nell'azione del gol del pareggio della Turris, il Catania è in inferiorità numerica ma è a difesa schierata, c'è Onofrietti, Onofrietti, ce ne brucia 4 con quel movimento che fa, e poi in area sono in 2 contro 1, però lo perdono entrambi, è un gol a difesa schierata, e questa quello è il grande errore. E questa è una notazione che ci deve fare riflettere su un altro aspetto. Questa squadra non ha mai avuto dei picchi diciamo realizzativi nel corso di queste 12 giornate, però aveva una solidità difensiva che copriva tante Quasi altre da record. cose. Per Che alcune non volte- prendevi gol, anche un gol solo vincevi la partita. Nelle ultime settimane questo discorso è venuto meno. Anche se il Catania allora, pecca nella fase offensiva, ma nella fase difensiva comunque una delle migliori. Resta sempre una delle Sì, migliori ho capito, difese. però hai preso 2 gol a Foggia, hai perso in casa con Latina, hai preso C'è un questo paio di gol. partite che almeno un gol lo Poi prende, ecco. non è il fatto Questo. che prendi il gol, ma come lo prendi. Questo è un gol onestamente che ti trasmette poi in fa sicurezza, ti fa infatti poi riflettere. sono nate altre 2 Il gol occasioni con per la Latina Turris. regalato, col Foggia non ne parliamo, quindi ecco, nel ricompattarsi il Catania secondo me prima di tutto deve riacquisire quelle certezze che stanno venendo un po' meno nelle ultime C'è settimane. l'ultimo episodio da vedere, quello che poteva cambiare la partita all'ultimo istante, ma non è successo. E L'azione di stoppa adesso lo in vediamo, piano guarda, recupero, direttamente da un dalla rilancio rinvio da del Damonis, portiere. c'è la sponda di Montalto, qui lui deve calciare di sinistro, Deve cercare di anticipare. deve aprire di sinistro a scavalcare Esatto. il portiere, anziché Scucchiaia. allargarsi cercando una cosa impossibile vista l'esiguità
dello spazio tra il portiere e la linea di fondo. Esterno di sinistro, scavalchi il Sì, portiere. ci provi, magari te lo Esatto. para, però è la cosa più logica. E adesso diciamo, 92esimo, questo insomma... chiudiamo qui Sì. con gli episodi della Però Moviola. questi gol che arrivano da rinvio da portiere ne sa qualcosa Ora ne Sergio. parleremo. Ne parliamo tra un po'. Adesso torniamo no, Giulia, un attimo. Adesso prima qualche messaggio. Prima veniamo da te per qualche messaggio, perché da casa chiedono di poter ascoltare i loro messaggi che arrivano, e sono tanti, tantissimi. E hanno davvero. ragione. E hanno ragione. Sentiamo, Giulia. Buonasera a tutti. Il mister ha detto che tutto sommato è stata una buona partita. Certo è che se si continua con queste buone partite siamo pessi. Contento lui. Serafino da Legnano. Non è contento, ma sono dichiarazioni che a fine di una partita un allenatore deve fare, perché Soprattutto a 3 giorni di distanza da un'altra partita. Non può dire cose diverse. Buonasera, secondo me il fallo fischiato a Guglielmotti non doveva essere fischiato e il gol annullato forse non c'era il fuorigioco. Per me l'arbitro è stato come spesso pessimo. Roberto. Ma abbiamo fatto vedere insomma, Che c'era. questi episodi, ci sembra che alla arbitro fine... da sufficienza, ma non insufficiente. Per la partita che tra l'altro stiamo parlando. Certo, l'unica cosa che fa specie, Angelo, neanche un ammonito nella Turris, o forse uno per proteste alla fine, questo un po'... Però non è stata una partita. No, ne però abbiamo qualche viste, intervento- battaglie in campo ne abbiamo viste. La Turris ieri ha proprio giocato la partita. Ho capito. L'ha giocata a differenza del Foggia, a differenza del Latina che è venuto qui con un atteggiamento completamente Però diverso. randellavano anche loro. In Serie C cosa vuoi essere? No, ho capito, però dico, per razza casistica almeno 2 o 3 ammoniti il in una saggio di partita. danza stanno, classica. ci stanno. Allora, a Torre del Greco il saggio di danza classica Un non si è minuto. fatto mai. Anzi, Abbiamo Andiamo da due messaggi ancora di Giulia. Buonasera, il Catania vinceva tranquillamente, l'espulsione ha fatto cambiare la partita. Sono fiducioso, scrive Salvo No, 78. tranquillamente no, cioè aveva fatto la prima azione degna di questo nome e quindi era passato in vantaggio. L'espulsione è praticamente 3 minuti dopo. poteva gestirla. Sentiamo il prossimo messaggio. Questo messaggio è per il nostro meraviglioso ospite. I complimenti per un giornalista sportivo competente, Sergio Colosi. Persona seria e obiettiva. È un piacere averli in studio in trasmissione. Un abbraccio da Catania. Grazie. Sì, 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 Quindi, sì. Fabiolo Verde. Fabio Verde. sono più di 30 anni con Telecolor, per cui mi emozionano queste cose davvero. Allora Vabbè. Giulia, un attimo, io Sì? volevo dire ai cugini, li vorrei un attimo vedere in video, preparatevi perché stiamo per arrivare da voi, preparate Loro i sono vostri arrivati giornali, pronti. la vostra edicola, così facciamo la rassegna stampa, sì, Giochiamoci, ci preghiamo le giochiamo. mani. Adesso è il momento di fermarci, vado di nuovo da Giulia. È il momento della nostra solita pausa caffè. Ci vediamo tra poco, restate con noi. Allora, come promesso, ritorniamo in studio, ma per andare subito dai cugini, la loro rassegna stampa. Buonasera ragazzi ancora. Buonasera di nuovo buonasera. e Buonasera, partiamo buonasera. in seconda perché stiamo un pochettino facendo così col chianchiere dello sport che titola Turissi che siamo in difficoltà. Inglese realizza e Guglielmotti a pizza. Continua il periodo grigio anche a Turris. Toscano vediamo analizza la gara con i campani. Una partita sporca che non abbiamo indirizzato come volevamo. Ringrazio Guglielmotti per avermi ricordato che è la festa di tutti i santi, dato che dopo la sua espulsione me li ha fatti nominare tutti uno per uno. Giustamente, chi? Anche noi con lui. L'allenatore della Turris Conte? Partita giocata con onore, nonostante gli stipendi non pagati. Ma la dirigenza ci ha assicurato che tutto si risolverà presto. Per sistemare i conti stanno arrivando 2 tecnici dall'Australia. Mi sembra giusto. Non vorremmo essere nei panni ai tifosi della Turris. Catania-Messina, arbitra Nucera di Palermo. Eh sì, dopo le sontuose prestazioni arbitrali durante le gare contro gli Etnei, l'AIA ha ben deciso di affidare il derby ad un fischietto della sezione palermitana, più volte presente in curva al Barbera. Il direttore sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione Commandos Aquile e Brigate Rosanero. Non manca più nessuno. Una bella terna arbitrale. Esatto. Paura per i pelligrini nella notte di Halloween. Che gli è successo? Nella notte delle streghe, alcuni burloni si sono presentati davanti alla casa di Pelligra, dove il patron stava cenando con familiari e soci della Pelligra Holding. I guasconi hanno letteralmente terrorizzato tutti, travestendosi da fideiussioni. Ma la pausa è così, un incubo. È stato
esatto. Meglio Dracula, dico. Meglio sì. Passiamo al resto del librino invece, che titola 16 colonne. Sto pareggio non la sanno i Guglielmotti. Il Catania sembra aver smarrito la via della vittoria, ma non quella d'ospitale, visto la lunga lista degli azzacagnati. Le scaccioni non mancano al mister Toscano, ma quando rivedremo quell'essere assatanati della prima parte della stagione? Speriamo presto. Le giornate passano, il tempo ammoglia e il primo posto ormai uviremo con binocolo. Purtroppo sì, se ne sta andando il Questa libro. settimana in edicola con il resto del librino. In regalo un libro di arti marziali intitolato Yugaro Palluni come Bruce Lee, firmato e controfirmato da Davide Guglielmotti. Che ormai sta diventando un esperto. Chiudiamo con la chiosa. Con la chiosa di Dottore Pittella. Come può tagliare un momento del genere? È un momento un po' così. Passiamo alla stampa estera. Abbiamo solo 2 giornali esteri. Sì. Il primo è Key Times Voi, che intitola English sing always, but is package with tourists. Catania Central scored, but we don't win, Manco killed. Manca Kill, Manca stiamo Kill, vincendo. proprio. Esatto. Passiamo, rimanendo sempre alla stampa estera, passiamo al giornale O Mattina di Napoli. Mattina di Napoli. Esatto, che intitola Uè, si ancora in testa. Parlando del Napoli, ma in basso a destra c'è C'è un un articolo, trafiletto, cosa l'editoriale del dottore Pittariello che dice come può aggiornare un pareggio del genere. Abbiamo il corrispettivo, Sì, guarda, il corrispettivo a Napoli. in Campania. Passiamo? Passiamo alla top 5, top 5 che stavolta è 5. Oggi è boss, oggi sono 5 veramente? Oggi 5, Al quinto posto nella pagina nostra I Cugini, alla partita finale, del posto della partita finale, Daniele Cannata commenta: Toscano da cannibale a dietologo, il basso è brevissimo. Ma molto Il breve. passo è molto breve. Al quarto posto, dalla pagina Catania FC, sul post appunto di fine match, Fabio Bruno scrive: arbitro da paura, squadra pronta a festare Motti. Purtroppo sì. Sempre sul stesso posto. Sì. A questo punto c'è Michael 16, che sarebbe Michael Michael 16. Turissi Cappi Halloween si vedevano i mossi e purtroppo ne abbiamo visto un paio, sì. Marco. Al secondo posto alla pagina Catania FC, il calendario di novembre, il post, Gordon Grasso commenta 15 punti sicuri. Cristian Bertolini risponde 15 punti o Garibaldi. Ok. Per come stanno andando le cose è più Sì. probabile. Voglio Chiudiamo. fare una particolare attenzione per Alessandro Vagliasindi, perché Esatto. c'è un primo posto che posto ti piacerà. che ti piacerà. Esatto, perché Al primo posto dalla pagina Catanista Redazione, stop player, spogliatoio dell'approccio propositivo. Vediamo qui Lunetta e Verna e Salomè ci scrive: questa volta Lunetta a sembrare in vantaggio. stavolta E si è ribaltata la però situazione. mi sa che Verna è in parecchio svantaggio questa Adesso è volta. bello. Quindi si è ribaltato. Sempre Lunetta, bravo. Sei sempre lui, oh. Questo ragazzo ha questi atteggiamenti così un po' libertini che... Allora ragazzi, vediamo le pagelle. Intanto Rutella non arbitra un Catania Messina, ma un Catania Palermo del dicembre 2021. Il 2-0 con la doppietta di Moro, l'anno poi dell'esclusione del campionato. Comprendi? Non è la stessa cosa un arbitro di Enna che arbitra Catania-Palermo piuttosto che un derby Catania-Messina arbitrato da arbitro di Palermo. A me fa piacere, Chiudiamo la anche pagina. se fosse un arbitro cresciuto dalla curva del Palermo, dove anche lì in tanti anni abbiamo conosciuto tanti rappresentanti degli ultra e abbiamo avuto sempre un confronto chiaro, onesto, seppur ognuno con le rispettive idee, ma la circostanza che per questa partita venga un arbitro Lo valuteremo per quello che farà sul campo. Nulla, Lo valuteremo perché su la quello che partita, farà sul campo, come tutti gli adesso altri il Catania arbitri. dovrà capire se dobbiamo fare così una grazia anche al Messina, perché Allora, l'ha fatta al Foggia, l'ha fatta Lì non è grazia, alla lì è miracolo. Visto la cioè, situazione del Messina, esatto. non è grazia ma è miracolo. Adesso ci arriviamo Allora, alla situazione del ci Messina, arriviamo. Sergio Colosi. Perché? Vorrei vedere le pagelle. Partiamo dal migliore con Giulia, pagelle, quindi migliore pagelle e poi le contropagelle, così chiudiamo, diciamo, E ci tuffiamo sul derby. Andiamo da Giulia. E il migliore è lui, Roberto Inglese, con voto 7. Dategli un pallone invitante in aria e lui lo convertirà in gol. A Liguori succede una sola volta ed il bomber rossazzurro non si smentisce. Segue il cross di Guglielmotti, pregustando la battuta al volo a rete dell'illusorio vantaggio. Peccato che l'attuale trend della squadra lo releghi spesso in stato di isolamento.
Le pagelle invece, per quanto riguarda l'intero campetto, iniziamo dall'allenatore toscano con voto 5,5, passando poi da Adamonis, portiere 6,5, Gherardi 5, Di Gennaro 6, Castellini 5,5, Guglielmotti 5, Verna 5, Quaini 5,5, Anastasio 5, Luperini 5, Raimo 5,5 che prende il suo posto, Carpani 5,5, Stoppa senza voto che prende però il suo posto successivamente, Inglese 7 e Montalto 6,5 che lo sostituisce, e queste sono le nostre pagelle. Angelo. Generoso, Alessandro. Quindi non sei d'accordo, Generoso. oggi non sei Generoso. d'accordo. Alessandro, sei stato generoso nell'ottica delle 3 partite, è vero che noi andiamo a analizzarne una, però la partita di ieri è da netta insufficienza per tutti i primi 45 minuti per ciascuno dei giocatori presenti in campo, per quelle che ti ripeto le sufficienze sono Adamonis che ha salvato il risultato, Di Gennaro che è stato il meno peggio dei 3 dietro, di netta andiamo a esaminare così anche per Inglese ha fatto il gol e Montalto che ha salvato il gol sulla linea, non ci sono altre sufficienze. Gherardi ha un 5 largo per quello che è stato poi l'approccio al gol subito del Catania. Lì in mezzo siamo ancora in attesa che arrivi il momento di Luperini, Berna ha fatto il suo, questo è anche vero, però probabilmente ancora abbiamo troppo poco anche con Carpani che ha provato a dare quegli spunti giusti, ma lì dietro abbiamo quel 5 a Guglielmotti e un 5 largo per l'espulsione, vero, è compensato dal cross, dall'assist. Ma oggi Patanè avrebbe voluto vedere qualche 4 in pagella. Una strage. Patanè, devi essere chiaro. Io non voglio il 4 in pagella, però voglio che alle parole seguano i fatti. Patanè però ti sta spiegando lui, no? Non Alessandro, dico che alle parole seguono i fatti, perché se è vero che abbiamo fatto un grande outing alla fine della partita con Latina, non mi aspetto quel tipo di approccio dei primi 45 minuti. E adesso attenzione, perché arriva un'altra squadra, non perché c'è Sergio, perché il Messina, ma arriva un'altra squadra che è, diciamo, l'avversario perfetto per fare risultato a Catania. Perché per quello che è accaduto, perché il Foggia veniva fuori da una situazione di grande criticità, lo stesso vale per il Latina. Ieri a Torre del Greco una squadra che sta aspettando un'altra penalizzazione, situazioni diverse secondo squadra me, con grande criticità. sono situazioni diverse, perché comunque il Latina qua si presenta con l'allenatore nuovo nello spogliatoio, nuove motivazioni. Sergio, la Turris in casa già sa che ha il fiato sul collo della penalizzazione, ha vinto di recente 2 partite, per cui il Messina è una squadra non mi riferisco al Catania, perché chiaramente sono avversari che per il tipo di campionato che deve fare il Catania contro queste squadre deve vincere. Io mi riferisco al fatto che tu dicevi del Messina, perché il Messina rispetto a queste squadre, che Latina e Turris, è molto dietro, ti assicuro, in questa fase. E ora diremo perché non è paragonabile alla posizione di Latina. A vedere i 9 gol che ha preso il Messina nell'arco delle due ultime. Però Angelo, una chiosa e poi ci concentriamo sul derby prima delle contropagelle. Ieri Toscano ha scelto una formazione tra virgolette più muscolare, no? Ha tolto Jimenez, ha tolto Stoppa alle prime giornate. E allora ti aspetti una aggressività nella riconquista palla, una pressione alta, una determinazione che invece non si è vista. E allora c'è anche da, secondo me, fare una piccola notazione, ma forse è presto, sulla condizione atletica di questa squadra, perché è da qualche partita che non si è vista più la brillantezza, la capacità di vincere i duelli. Diciamo che gli ultimi sprazzi forse nella partita con il Foggia, anche con il Foggia, nella parte finale del Foggia forse c'era stato un calo anche lì. Però queste ultime 2 partite, pochi duelli vinti e poca esplosività. Quanto hai ragione tu o quanto può essere invece una questione di approccio, di mentalità alla partita, perché a me il Catania non è che abbia giocato contro il Barcellona con squadre che giocano un calcio flipper, 2 squadre compassate, Latina sembrava di giocare a rallentatore, anche ieri seppur sul campo sintetico un po' più veloce. Cioè lo sviluppo della manovra è lento. Però Alessandro, lo sviluppo della manovra è lento. Mancano comunque gli 1 contro 1, cioè nell'1 contro 1 non vinci i duelli e lo sviluppo della manovra è lento e quindi poi torni indietro. Cioè nel momento in cui tu decidi di fare la giocata hai tutta la difesa avversaria schierata e torni indietro. E quindi
Però quello è il punto. Hai preso dei gol che non fanno parte di una questione legata strettamente al gioco o ai duelli, perché poi diciamo anche la verità, nei primi 45 minuti il Catania non è che abbia patito molto, salvo ovviamente quell'intervento di Alamonis, sì. E allora non è tanto una questione di amministrare il corso della partita, è avere la concentrazione. Il gol che abbiamo preso ieri è davvero frutto di una gravissima disattenzione difensiva. L'espulsione è un altro frutto di gravissima disattenzione. Il gol contro il Latina di Gennaro, l'unico errore. Però dico che qualunque errore un giocatore possa fare, se una squadra vuole vincere questo campionato non deve fermarsi all'alibi dell'errore o dell'espulsione. Certo. Deve giocare la partita. No, alibi sono d'accordo, però volevo dire che ci dobbiamo fermare. Sugli infortuni, Angelo, perché comunque questa squadra però a centrocampo sì, ma Alessandro sono da lunga data, però questa squadra va in sofferenza. Anche senza quei giocatori alcune prestazioni ci buone. Sono state. Abbiamo parlato prima del filotto di 3 vittorie consecutive, non c'erano né Sturaro né Di Tacchio né De Rossi, quindi non è che evidentemente dobbiamo dire c'è qualcosa che non funziona. La pubblicità prima delle contropagelle. Pubblicità. Le promesse sono promesse e vanno mantenute dai cugini per le contropagelle. Vedo già pronta la nostra cassetta. Sì, ma quest'oggi c'è Turi Privitera assente, ci ha fatto il grandissimo onore uno zio di Turi Privitera. Che zio di alto spessore. E che zio? Vai con le pagelle, manda lancia il servizio. Tu sei la gioia della nostra città. Adamonis 6,5. Vince il ballottaggio con Betis, accucchiando più punti nel famoso gioco dei Balcani o Shangadeddo. E meno male, perché ne sa va meno o pareggio. Ierardi 5. Vastista efficacia difensiva di un marito che viene banneato da sua moglie. Castellini 5,5. Soprattutto dopo l'espulsione va più in difficoltà do reggipetto di Elettra Lamborghini. Luperini 5. Un'altra para di partita così e sarà convocato di diritto per presepe vivente a Biancavilla. Ruolo spaventato da Stidda. Guglielmotti 4. Con una mossa alla Bruce Lee interpreterà magistralmente il film Karate, che danno capisci. Inglesi 6,5. Così come tutto quello che tocca a Remida diventa oro, così come tutti gli animali che tocca il catanese diventano arrostuti, così tutti i palloni che tocca lui dentro l'area diventano gol. God save the English. Raimo 6. Succede a difendere, succede a attaccare, attacca, succede a combattere, succede a cattare pane, io devo cattare pane. Troppo bravo Caruso. Fotti, senza voto, quando ci si labo ci chiamava e ci disse giovanotto, tu che sei da Catania? Sei ammonito. Stoppa, 5. Contropiede, mi su sul divano, palla in profondità, ma vicino al televisore, azione pericolosa, mi imbico la televisione, palla a stoppa, mi ossetto un'altra volta, ando al divano prima ancora che finisce l'azione. Montatto 6,5. Tutto a domandare se picchi non signa, picchi ogni palla che picchia e bianda la curva, picchi una solo coppa. Ora capiamo. Ido è difensore, se fa una palla in linea che manco barese, non poteva vedere prima. Toscano 5,5. Ormai non fa più la formazione, fa l'appello, cucce Ioca. A buon travagliatore non manca che fare. I cugini 7,5 che vira verso l'8 su Spettuni. I suoi minchiati ci fanno leggere all'auce, così eventualmente possono sempre dire io non pare corissimo.
ringraziamo e ci inchiniamo. Grazie Gino. Grazie al maestro. Ciao Gino. Grazie Gino, la ringraziamo. Gino, Avessimo una E domanda. possibilmente Abbiamo una domanda. C'è la domanda, scusa, c'è la C'è una domanda. Per chi è questa domanda? Perché? Ci scrive Nitto dall'Egitto, voleva sapere intanto se Patanè poteva fungere da testimone all'apertura del suo salone di parruccheria. Sicuro. Le 7 pieghe d'Egitto. Sicuro. Inoltre chiede allo storico Sergio Colosi quale secondo lui è la coppia migliore d'attacco tra un po' d'accordo. Inglese D'Andrea, Pedrungaro Luciani, Passiatore Lugnan, Vittorio Torino, Denis Godeas. Chi tra questi? È complicato, è complicato. Dobbiamo rispondere. Ma una. Colosi, bisogna rispondere. Torino era tanta roba, in esatto. questa Serie C faceva sfracelli. 38 gol facevano, mi sa, tutte e due in questa C. Non 22. Esatto, 22 è il numero periodico da cui si Godeas batte a pure è un Messina. bell'attaccante, non c'è dubbio. Però per me questo campionato la coppia più forte, non l'avete messa, è quella dell'Avellino Patierno Gori. con D'Ausilio, Gori. Per ora sono incredibili proprio. Abbiamo avuto la risposta, c'è stata, ragazzi. Siamo soddisfatti. Torniamo alle domande da casa e poi apriamo. Dico, voglio salutare Gino Storina Sì, e abbiamo voglio già salutare pure chi probabilmente poi farà le pagelle per il derby tra Catania e Messina. Non te lo dico, ma ha a che fare un po' con Gino Storina. E vabbè. Aspettiamo con pazienza, tanto lunedì saremo qui. Arriva. Non ci sono problemi. Giulia. I nostri telespettatori hanno molte domande per voi. Buonasera, volevo chiedere se la trasferta di Crotone sarà accessibile domenica 10 novembre. Penso Grazie. di sì. I rapporti dalle due tifoserie sono Ma buoni. dopo i fatti della notte scorsa? Ho capito. Sicuramente si esprimeranno, ma se dobbiamo considerare Crotone e Catania, i rapporti tra le due tifoserie non ci sono dovrebbero problemi. esserci limitazioni. No. Aspettiamo. E poi non devi passare dalle parti di Cava dei Tirreni, perché poi il problema insorge sempre durante i percorsi. I trasferimenti. Ora, molto Però dipende. non è giustificabile che si chiuda un'autostrada, che ci siano praticamente scontri durante. ma chi- E che te lo dico a fare? È normale. C'è una cosa. Angelo, noi abbiamo raccontato a volte più episodi di cronaca legati al ritorno da queste trasferte che altro. Poi ovviamente bisogna capire chi è la vittima, chi è il carnefice, dove accadono questi agguati. Il problema è che però di mezzo ci va comunque Una comunità di persone che magari domenica prossima, cioè domenica successiva, ancora 10. non potrà andare a Crotone, perché poi bisognerà capire anche come finisce il derby, la partita col Messina, il trasferimento delle carovane che oltrepassano per arrivare a Crotone, devono andare a Messina. C'è tutta una situazione che ovviamente va analizzata. Stiamo parlando di una partita Catania-Messina che è vietata dalla notte dei tempi. Il trasferimento, per chiaro. dire cosa poi determinati episodi determinano le conseguenze quali sono? vanno a penalizzare una comunità. Andiamo da Giulia. Buonasera, una domanda allo studio. Secondo voi le prossime 4 partite con Messina, Avellino, Trapani e Cavese, visto la situazione, cosa ci dobbiamo aspettare? Non si parla mai di tabelle. La volta che l'ha fatto Patanè, esatto, vero. circa 5 puntate fa, È andato. Meglio il non farle tracollo. più, Facciamo una basta. cosa allora, parliamo di Catania Messina. Sì, perché mi sembra... sì. due messaggi ancora, Angelo, perché sono tanti messaggi Sì, e poi sono restano non tantissimi. letti e non è il caso. Buonasera, voglio fare una domanda. Secondo voi quanto bisogna considerare la carica agonistica che gli avversari mettono contro il Catania? E che vogliono? Che si scansino, non lo so. Catania deve mettere in conto, no? Che quando scende in campo. Forse la questione, la domanda va posta nei termini: quando affronti il Catania, i giocatori avversari mettono sempre qualcosa in più, ma altrimenti non ti chiami Catania, cioè altrimenti non ti chiama Avellino, non perché è Catania, altrimenti non ti chiami Palermo. Quando ti vai a confrontare in queste categorie, in queste latitudini del calcio, parte il Catania. Invece è paradossale il contrario, com'è che il Catania non metta a frutto, così come ha fatto nel passato e lo ha perso con Latina, Ma il fatto che si possa sentire il fattore campo, diciamo, ma non solo il fattore campo, cioè, non c'è più quello spirito di sacrificio che all'inizio si vedeva. Non è che ci sono questi tratti di nobiltà che poi diventano rischiosi.
Angelo, quando si facciamo innescono questi meccanismi in una squadra di calcio, quando una squadra comincia male una partita, è difficile che la possa raddrizzare, no? Perché ha preso sotto gamba l'avversario e quindi non riesce più. Ma se questo è il tarlo, se questo è l'atteggiamento, allora lì può diventare... Però Angelo, una squadra... Però dall'altro lato devo dire anche che è una squadra che ha paura. Sì, Questa squadra ha paura. È entrata un po' in paura. Sì. Una squadra blasonata o presunta tale che punta a vincere il campionato o punta a competere per le primissime posizioni. Esatto. Allora, la carica agonistica la equivale a quella dell'avversario che gioca solo sulla carica agonistica e poi passa all'incasso con la parte tecnica. Cioè è ovvio che dell'aspetto agonistico non si può prescindere, perché la Serie C è questa. Poi se tu hai un tasso qualitativo nettamente superiore all'avversario di turno, lo porti all'incasso perché a turno Tizio, Caio, Sempronio ti fanno la giocata e vinci la partita. Alessandro, lo spunto ce l'ha il nostro telespettatore, ma per darti un dato numerico, sappiamo quanti abbonati fa il Catania e raccontiamo sempre che anche a Torre del Greco si sentivano più i catanesi che i 250. Vuoi sapere quanti abbonati fa il Messina nel fattore campo quest'anno? Quanti ce ne 372. 372. Ma là c'è una situazione raccontiamo tutta la situazione. Facciamo una cosa, facciamo la pubblicità adesso. Giulia, fermiamoci, dopo e poi vi giuriamo apriamo Catania-Messina. Catania-Messina. Adesso pubblicità. Allora apriamo adesso il capitolo Eravamo derby. sulla fase culinaria. No, adesso parliamo di derby, parliamo di questo derby con il Messina, una squadra in difficoltà il Messina Sergio. Leggermente direi, vista la situazione. Oggi durante anteprima abbiamo tracciato, abbiamo detto qual è, diciamo, la situazione in città, qual è anche il progetto che non esiste. Non utilizzare la parola progetto secondo esatto. me è più opportuno perché c'è uno scollamento totale, detto in parole povere il Messina, la città di Messina è prigioniera, è nelle mani di questo presidente Pietro Sciotto che non ne vuole sentire di andare via, continua a dire che non vogliono la società, che lui è costretto a tenersela, le solite dichiarazioni di facciata, però in realtà lui non vuole lasciare il Messina, ma lo tiene in una situazione tecnica, agonistica, logistica quantomeno deprimente. Il quarto campionato che si disputa e questo è il peggiore in linea teorica ma penso anche pratica, perché il Messina 6 gol dall'Avellino in Serie C, non solo dall'Avellino, qualsiasi squadra non li aveva mai presi nella sua storia. 87 anni fa aveva preso 6 gol dal Verona in Serie B. 3 gol dalla Cavese non li aveva mai presi, che nei 6 precedenti in 99 anni non aveva fatto mai un gol la Cavese, ieri ne ha fatti 3 con 2 rilanci, uno del portiere e l'altro del difensore, per cui dico 40 minuti di buon gioco, 38 minuti di buon gioco, il raddoppio sbagliato da Luciani e poi il patatrac, perché questa è una squadra che non ha personalità, troppi giovani, non ha carattere, non ha la forza di reazione, non ha la capacità di imporsi, errori anche da parte di Modica che toglie fuori un difensore centrale a inizio ripresa come Francesco Forte, lo sostituisce e poi mette un centrocampista a Re e si crea una voragine difensiva che porterà nella ripresa, dopo questo gol del momentaneo 1-1, fortunoso certamente, non c'è dubbio, però poi la palla passa alla Cavese che gioca a senso unico. Ma è una costante questa del Messina che scompare a un certo punto. Scompare perché mancanza di persone. Guarda qui, il rilancio del portiere, l'altro portiere invece non esce. Non c'è assolutamente. E l'altro portiere che non accorcia, rimane Capricas, rimane bloccato lì, fermo completamente. Cioè vabbè, ma è un episodio, può accadere nel calcio? No, perché 3-4 minuti dopo c'è la punizione del difensore e accade la stessa cosa, anche se in una posizione diversa. Perché comunque Modica ha sguarnito la difesa che già è sguarnita di suo, perché è una difesa che la settimana prima ha preso 6 gol dall'Avellino, non ha più certezze. Questo è l'altro gol. Guarda qui un calcio di punti, ma questo è nemmeno in terza categoria accadono queste cose. Guarda qui. Ma soprattutto i due difensori centrali che sono rimasti praticamente. Io guarda, in Serie C queste cose non le ho mai viste. Stentavo alla Serie D che abbiamo fatto anche Angelo 20 anni fa, queste, anche in Serie D non si vedevano. C'era molta nel più modo concentrazione. Più assoluto. Per cui la situazione del Messina
Messina è questa. È un Messina che ha pareggiato anche col Benevento, col Monopoli, col Trapani, ma quello era il Messina che era all'apice, cioè il Messina se gioca al top riesce a fare quello, ma la normalità purtroppo per questa squadra che è scarsa, perché il Messina, l'ho detto, lo ripeto sempre, i miei colleghi a Messina si stanno stranendo di questa situazione perché avevano un po' il prosciutto negli occhi, lo dicevo sempre, la squadra era terribilmente scarsa ed è tale. Scusami Sergio, hai parlato del top, diciamo del rendimento del Messina quest'anno. Perché non è più al top? È un fatto di infortuni, un fatto di condizione atletica, di squalifiche? Ci sono degli uomini che vengono a mancare, per esempio Petrucci alla Bubalgia difficilmente recupererà nel derby col Catania, Anatriello che era l'unico che segnava, anche se è un ragazzino di 20-21 anni preso in prestito, perché qui solo di prestiti parliamo, altro che costruire prestiti il futuro. E donazioni però. Prestiti. No, prestiti e poi valorizzazione. Certo, l'interesse perché lì la società incassa i soldini, è stata la quinta che ha preso 58.000 euro, ma se hai giovani come ce l'ha il Benevento 138.000 euro e sei prima in classifica perché il Benevento retrocedeva dalla Serie A alla Serie B, dalla B alla C1, ma aveva i giovani, li faceva crescere e oggi li mette in campo. Il Messina invece prende i ragazzi così sparsi per l'Italia. Questa statistica però il Catania prende zero. Infatti, zero. dovresti prendere zero, a maggior ragione quando poi hai l'Under 15 e ieri ti fa una partita col Giuliano e prendi 10 gol. Io Lega starei molto attento e sto parlando contro gli interessi Sergio, che ci sono questi risultati con le giovanili. Sì, però nel Messina è una costante, ogni partita. Posso chiedere alla regia di anticipare una schermata per una considerazione, che quella sul prossimo avversario? Sì, sì, perché mi volevo collegare un po' a quello che stava dicendo Sergio, scusa se ti ho interrotto. Vediamo appunto il dettaglio delle partite del Messina di quest'anno. Ci sono queste ultime tre in tono minore, come diceva prima Sergio, in casa col Monopoli 0-0, un Monopoli che aveva la difesa praticamente inventata, 6-0 a Messina, la sconfitta poi di ieri con la Cavese, però 4 partite fa, non un'era geologica fa, io ho visto, perché l'ho seguita per intero, Trapani-Messina. E lì ha giocato Messina ha fatto una gran partita, meritava di vincere. Tra l'altro 6 in 10 quasi tutta la partita, se ricordo bene. Sì, perché è una squadra che se si esalta... Cioè da lì in poi, scusami Sergio, cos'è andato in default? Secondo me innanzitutto l'infortunio di Petrucci, che a centrocampo ha esperienza, ha qualità, alla pubalgia, però è questo ragazzo Anselmo che non riesce ad esprimersi, è sempre un ragazzino, alla Serie C per lui è una novità. Che fu l'espulso a Trapani Anselmo? Sì, perfetto, che poi anche ieri ha fatto malissimo. In difesa Marino è al rientro perché è stato infortunato e non rende assolutamente, tra l'altro è stato espulso, oggi è stato squalificato per una giornata, non ci sarà contro il Catania, passate la battuta, questo potrebbe essere un vantaggio per Montalto inglese perché sta facendo un campionato disastroso, Marino, e poi in attacco Anatriello si è sublussato la spalla, è mancato 2 o 3 partite. Ha giocato ieri uno spezzone. Ieri poco, ha giocato poco, ma sta rientrando adesso, per cui appena ti vengono a mancare 2 o 3 elementi un po' più al di sopra della sufficienza, tutto il gruppo se n'è calato. Però, Sergio, parliamo sempre di un gruppo che però non ha i problemi delle società tipo Catania, Benevento, Avellino, ha i problemi delle società quelle di basso livello, mi dispiace dirlo, ma con Pietro Sciotto è così da anni, dove si mangia oggi, dove andiamo, dove ci alleniamo, che facciamo, quanti siamo, questo è professionismo, è un'altra cosa. Mi dispiace perché è la squadra della mia città, però le cose vanno dette per quelle che sono e mi pare che su Anteprima Corner le lo dico diciamo da ogni anni, settimana. da anni. Ogni settimana. Mi pare che ora siamo arrivati al momento. Ma c'era stata l'ipotesi di una cessione? Ci sono state tante. Ma poi cedere, in fondo bisogna volerlo, non vuole vendere Sciotto. Okay. Ho sentito la conferenza stampa del direttore sportivo del Messina, anche lui un fa... teatrino quella conferenza stampa, sì. Perché dico non ha senso, perché se tu prendi le difese del presidente, anche lo stesso Modica, loro stanno facendo i parafulmini del presidente, infatti adesso la tifoseria è contro Modica ed è difficile essere contro Modica perché è da una vita che Modica è nel Messina, da capitano in Serie B, da allenatore per la terza volta quest'anno, per cui è difficile, però stanno prendendo le distanze anche da Modica perché comunque sta coprendo un po' questa situazione, dicendo che comunque il presidente, la società sono presenti, questi erano gli sforzi, questa era la stagione. Non è proprio così perché Modica diceva in estate che bisogna alzare l'asticella.
se questo è alzare l'asticella, lo stesso Pavone, ma che è venuto a fare, glielo dicono i tifosi continuamente, che senso ha lui che ha avuto una carriera spettacolare nel Foggia di Zeman, nel Pescara, a 74 anni, che viene a fare nel Messina se non ci sono euro da spendere? Un'ultima cosa per darvi il quadro della situazione: Sciotto si lamenta che la città non lo aiuta, perché a Messina purtroppo funziona che chi viene a gestire una società non pensa a quello che deve mettere nella società, ma quello che può prendere in giro, e su quello pensa di investire. Non funziona così, perché quando c'erano i Franza, erano i Franza a mettere i soldi, qui i soldi li mette Pelligra, l'Avellino li mette D'Agostino, perché Sciotto non li deve mettere? Si faccia da parte. No. Ma Sergio, scusami, l'anno scorso però, se ricordo bene, si arrivava alla partita d'andata, anche se giocata a Messina, più o meno nelle stesse condizioni, cioè il Catania aveva avuto un rilancio nell'arrivo di Lucarelli e il Messina sembrava allo sbando. Poi però quella partita finì in un altro modo. 1-0, un gol di Emmausso, però c'era Emmausso, 10 gol l'anno scorso. C'era Zunno che poi esplose da quella gara, perché in quella gara Zunno entrò nella ripresa, insieme a Cavallo era un oggetto misterioso. Dalla gara col Catania Zunno andò a 3.000, come andò a 3.000 anche bravissimo Salvo, mi ricordo che fece una gran praticamente partita su Marsura, giocatore di Serie B oscurato da questo ragazzino Salvo, che da lì fece davvero bene. Però parlavamo di un Messina che in porta aveva Fumagalli. Aveva Domenico Franco a centrocampo, aveva Pacciardi in difesa, aveva quei 6-7 giocatori che diciamo davano la struttura, l'ossatura, che per il presidente costituivano un budget economico che non ha voluto investire. Mi dispiace dirlo, per Modica avevano personalità, perché a lui, quando ci sono giocatori con troppa personalità, non gli piacciono tanto, compreso Firenze, che è un altro che mi sto ricordando adesso che è stato mandato. Giochi con Luciani, Anatriello e tutto il resto. Abbiamo un minuto, ragazzi, abbiamo un minuto prima di chiudere. L'accostamento è anche volto a evidenziare come queste siano partite che sfuggono a ogni alla classifica, all'attuale momento. Ti voglio dire questo: 24 partite, per cui anche 12 anche lo scorso campionato. Il Messina ha vinto 3 gare. Una quest'anno 4-1 col Taranto, che è ultima in classifica. Le altre 2 gare le ha vinte con le ultime 2 dello scorso campionato. Monterosi, che è retrocesso, Virtus Francavilla, che è retrocessa. Quindi questi sono numeri, diciamo, vogliamo vedere un attimo il calendario del Catania prima di chiudere, così facciamo. Giulia? Sì, vediamo insieme il calendario del Catania e delle sue prossime partite. E infatti il Catania giocherà proprio domenica 3 novembre alle ore 19:30 contro il Messina, domenica 10 novembre ore 19:30 Crotone-Catania, venerdì 15 novembre ore 20:30 Catania-Trapani, sabato 23 alle ore 15 Avellino-Catania. Partite mica da ridere. Calendario... Hai perso l'occasione di sfruttare un ipotetico calendario favorevole. Non facciamo c'hai cariche. Non facciamo pronostici. Non facciamo pronostici. Dobbiamo dire soltanto ricordare. Non mi fido, non di Sergio, che è una specie di enciclopedia. Non mi fido del Messina, come non mi fido di tutte le squadre che arrivano a Catania con una base di criticità, perché correttamente Modica farà la partita della stagione, la squadra farà la partita della stagione e il Catania non è nelle condizioni di fare regali a nessuno. Tra l'altro con 2 giocatori in meno ulteriormente rispetto a Torre del Greco, perché per squalifica salteranno Guglielmotti e Quain e non recupera nessuno. Noi adesso dobbiamo ricordare che facciamo questo regalo a tutta la Sicilia, a tutti gli sportivi, ai tifosi del Catania, ai tifosi del Messina che non potranno venire al Massimino per il divieto di trasferta. Magari ci seguiranno. Ci seguiranno a partire dalle 18:30 domenica su Telecolor, 4 ore, pensate, 4 ore di produzione con il pre-partita di 60 minuti per raccontare il derby tra il Catania e il Messina. Andremo avanti con la telecronaca in chiaro, integrale, con Patanè, e assieme a lui ci sarà Carlo Breve, e poi ci sarà il post partita con l'intervista in anteprima su Telecolor. Dunque uno sforzo importante per la nostra struttura, grazie al nostro editore chiaramente per quanto ci concede e ci permette di fare chiaramente per
lo sport. Convinceremo anche Michele a venire allo stadio. Ci proviamo, d'accordo. Allora io devo ricordare due cose, che fra poco c'è la differita della partita di ieri, Turris Catania, con Marco Carli e Carlo Breve per rivedere, per risentire quanto è accaduto ieri. Ci ritroviamo con Corner intanto lunedì prossimo. Devo salutare Giulia. Ciao, una buona serata a tutti. Grazie, vado dai cugini, ragazzi, una buona serata. Ciao, ci vediamo prestissimo. Ci vestiamo lunedì. Sì, infatti. Lunedì, ecco. Grazie ad Alessandro Vagliasini, Grazie ad Angelo Padanè, Ciao, Sergio. grazie a Sergio per essere stato con noi in studio stasera. Buona serata, fra poco c'è la partita Turris Catania.